alle 11, anche quest'oggi Radio Veneto Agricoltura in diretta anche su Facebook e su Spreaker vi presenta uno spaccato dell'agricoltura in generale, di quella veneta e soprattutto dell'innovazione che viene fatta dalla Veneto Agricoltura. Quest'oggi qui con me, io sono Mimmo Vita, c'è Lorenzo Furlan, un dirigente di Veneto Agricoltura, ma importante perché è colui che soprattutto fa la sperimentazione in agricoltura, soprattutto quella sperimentazione che veramente incide, perché è quella sulle grandi colture, vero Lorenzo Furlan? Sì, il grosso dell'agricoltura è fatto con i seminativi che occupano la grande parte della superficie coltivata di molte regioni, compreso il Veneto. Ecco, allora noi vediamo un po' di capire cosa sta succedendo nell'agricoltura e vediamo che innovazione c'è. La parola che tutti utilizzano è agricoltura di precisione, ma ci arriviamo. Ecco, allora come sta cambiando l'agricoltura? C'è una rivoluzione in atto in agricoltura. All'agricoltura viene richiesto di produrre qualità a un basso costo e con il minore impatto ambientale possibile. L'unica risposta vera che oggi abbiamo per rispondere a tutte queste tre richieste è quello di applicare bene l'agricoltura di precisione. Quindi l'agricoltura cambia, c'è più tecnologia, però c'è anche, come posso dire, anche c'è un'introduzione chimica forse probabilmente minore di una volta, ma c'è sempre. Crescono le esigenze non solo dell'agricoltore, perché l'agricoltore fa questo di mestiere, quindi ricava il suo reddito da questa attività, ma anche del consumatore che è sempre più consapevole. Allora vediamo le esigenze del consumatore e esigenze dell'agricoltore. Possono convivere perché l'agricoltore innanzitutto ha l'interesse di salvaguardare la propria salute, quindi ridurre la quantità di fitofarmaci che usa è anche un suo interesse. Secondo, ha l'interesse di portare a casa la pagnotta e quindi di fare un reddito che garantisce la sua sopravvivenza e quella della sua famiglia o comunque dell'impresa a cui partecipa. Pertanto ridurre i costi ridurre l'impatto ambientale, ridurre gli effetti sulla salute umana è l'interesse dell'agricoltore, ma è anche l'interesse del consumatore e dell'ambiente in generale. Ecco, noi ricordiamo che siamo in diretta su Facebook e anche su Spreaker da Veneto Agricoltura. Stiamo parlando di agricoltura di precisione con Lorenzo Furlan, che proprio per Veneto Agricoltura segue quest'area. Allora cerchiamo un po' di capire. Abbiamo detto interessi, esigenze del consumatore, esigenze dell'agricoltore, ma ormai sta crescendo anche l'agricoltore, forse si avvicinano, forse lo stesso agricoltore vuole fare un'agricoltura sempre più pulita, un'agricoltura sempre più sostenibile. Del resto abbiamo detto e lo confermiamo, la prima sentinella, il primo ad essere interessato all'ambiente, anche perché lì abita la sua famiglia, lì c'è la sua attività, è l'agricoltore, l'imprenditore agricolo. Il suo potenziale produttivo e quindi la sua capacità di fare reddito dipendono dall'ambiente in cui lavora, quindi ha tutto l'interesse di mantenere un buon ecosistema, una buona fertilità di terreni e quindi ha interesse ad avere la giusta tecnica che non riduca il suo potenziale. Quindi la parola d'ordine non è più produrre a tutti i costi. Non è più produrre a tutti i costi, anche se ovviamente abbiamo la necessità di soddisfare i bisogni in generale della popolazione, ma produrre con il minore impatto ambientale, garantendo un reddito netto all'agricoltore buono o almeno sufficiente. Quindi bisogna fare ricerca e bisogna fare innovazione. Cosa fa Veneto Agricoltura per cercare di dare una risposta seria, importante, soddisfacente all'agricoltore e al consumatore? Per mettere insieme tutto, interessi dell'agricoltore, del consumatore e della collettività in generale, la rivoluzione che oggi abbiamo in Campania è quella dell'agricoltura di precisione, che vuol dire distribuire i fattori di produzione, fertilizzanti, acqua, seme, tutto quello che serve per fare la produzione, nelle quantità strettamente necessarie e all'interno del target, cioè all'interno dei campi coltivati senza derive all'esterno.
Allora, ricordiamo che siamo in diretta su Spreaker e su Facebook per parlare di agricoltura di precisione con Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura, che preghiamo di guardare in camera perché ci stanno guardando qui di fronte. Allora, continuiamo il nostro percorso. Veneto Agricoltura su questo tema particolare ha delle sperimentazioni importanti, ha raggiunto dei risultati che cerca di trasferire ovviamente al mondo agricolo. Vediamo quali sono. Allora, Veneto Agricoltura è stato il coordinatore del più grosso progetto, di uno dei più grossi progetti europei sull'agricoltura di precisione, che si chiama AgriCare e che è stato realizzato presso l'azienda pilota dimostrativa di Valle Vecchia di Caorle. In questo progetto si è dimostrato come l'applicazione dell'agricoltura di precisione agli scenari di agricoltura conservativa principali possa non solo ridurre l'impatto ambientale degli interventi agricoli, dei processi agricoli, ma allo stesso tempo garantire un miglioramento del reddito netto dell'agricoltore. Abbiamo visto che si possono ridurre significativamente le emissioni di carbonio, che si può migliorare. Cosa vuol dire ridurre le emissioni di carbonio? Vuol dire, allora uno dei problemi principali del cambiamento climatico è l'aumento dell'anidride carbonica nell'aria. Quello che viene chiamato effetto serra, cioè, la comunità scientifica è abbastanza concorde nel sostenere che questo progressivo aumento dell'anidride carbonica nell'aria è la causa principale del cambiamento climatico che stiamo già vedendo. Come si può ridurre questo? Quindi invertire la tendenza o perlomeno bloccare questo aumento che è risultato progressivo e molto veloce negli ultimi anni. Riducendo la quantità di anidride carbonica nell'uso delle macchine, per esempio le macchine delle automobili e le macchine agricole. Se parliamo di agricoltura, ovviamente parliamo di macchine agricole, una macchina che è precisa e che quindi fa meno strada, non sovrappone, fa meno strada, consuma meno gasolio e quindi riduce le emissioni. Una macchina che riesce a non far perdere anidride carbonica, a ridurre la perdita di sostanza organica del terreno e che quindi produce questa sostanza organica, poi rilascia carbonio, anidride carbonica e che quindi va ad aumentare il contenuto dell'aria, riduce l'anidride carbonica che va nell'aria. Ma di più ancora, una tecnica agricola che riesca a mantenere la sostanza organica nel terreno, ad aumentarla nel terreno, di fatto incorpora nel terreno dell'anidride carbonica sottratta all'aria, perché le piante hanno assorbito l'anidride carbonica, l'hanno trasformata in materiale vegetale, sostanza organica che è stato tolto dall'aria se si mantiene senza ossidarsi nel terreno. Quindi noi stiamo lavorando in entrata e in uscita. Se riusciamo a diminuire quello che buttiamo nell'aria e aumentiamo la quantità che tratteniamo nel terreno, il bilancio è riduco l'anidride carbonica nell'aria. Allora, però il discorso che Furlan lei ha fatto, che tu hai fatto, tutti che ci diamo del tu perché ci conosciamo bene. Allora dicevo, Lorenzo, è Lorenzo Furlan di Veneto Agricoltura che sta parlando proprio di agricoltura di precisione e stiamo arrivando al tema. Dicevo, finora quello che hai detto è legato, come posso dire, alla buona volontà, all'etica, voglio bene all'ambiente, quindi cerco di introdurre meno, come posso dire, di portare meno anidride carbonica nell'atmosfera, eccetera. Ma a me agricoltore, per carità, voglio bene all'ambiente, lo faccio, ma cosa mi viene in tasca? Perché lo devo fare? Lo faccio solo per amore o anche perché me ne viene un bene anche concreto, soldi? Il presupposto fondamentale di tutte le nostre sperimentazioni è che deve esserci la sostenibilità per l'agricoltore, cioè il processo che può essere migliorativo per l'ambiente deve possibilmente migliorare o perlomeno mantenere il reddito netto dell'agricoltore. Punto, questo è il punto base. Si sperimenta, alcune cose vanno bene, alcune cose vanno male, ma si evidenziano quelle che centrano questo obiettivo, quello di mantenere e migliorare il reddito netto dell'agricoltore e che al contempo riducono l'impatto ambientale del processo agricolo. Ora, per esempio, se andiamo anche, abbiamo detto agricoltura di precisione, quindi bisogna essere precisi, puntuali, bisogna fare le cose in modo tale che non ci sia dispersione. Un altro tema sull'agricoltura di precisione è
quello che viene detto in termine tecnico, l'immissione, l'utilizzo o se volete l'abbassamento della percentuale di input chimici, ecco, che vengono posti sul terreno. Quindi perché probabilmente meno fitofarmaci vengono distribuiti e ovviamente come posso dire, meno contaminazione c'è. Se il fitofarmaco arriva precisamente nel punto dove c'è un problema, ecco, mettiamolo così, che possa essere sia di tipo un insetto oppure un fungo, lì interviene e non. Però lì c'è anche un interesse perché noi utilizziamo, cioè spendiamo meno soldi per comprare fitofarmaci, quindi abbiamo fatto bingo. È così? Sì, allora la tecnologia ci consente di restare nel target e quindi riduco l'input dei fattori produttivi, fitofarmaci ma anche fertilizzanti, sementi, acqua, perché il trattore sa dov'è, non va fuori del target, non sovrappone, è quello che dicevamo prima, e quindi in questo modo io riduco la quantità complessiva di fattore produttivo a parità di risultato tecnico. Questa è una rivoluzione, lo possiamo fare oggi, solo oggi dopo millenni di agricoltura, perché la tecnologia consente al trattore di sapere dov'è e di essere estremamente preciso con la precisione dei 2 cm con la tecnologia RTK che noi per esempio applichiamo nell'azienda pilota di Valle Vecchia. Quindi Veneto Agricoltura a Valle Vecchia ha queste sperimentazioni che ormai sono consolidate e quindi diventano pratica aziendale. Quindi gli agricoltori possono venire a vedere lì cosa stiamo facendo, noi divulghiamo i dati, ecco, se questo è l'oggi, quindi questo si può fare ma non è solo questo. Ecco, cos'è? Prego, c'è la seconda parte. Allora, il primo vantaggio dell'agricoltura di precisione, abbiamo detto rivoluzione che possiamo avere oggi, è quello di essere precisi e quindi di stare nel target, è quello che abbiamo detto, ridurre il gasolio perché camminiamo di meno a parità di risultato. Ma l'altro aspetto è che l'agricoltura di precisione oggi ci consente di sapere dov'è il trattore e dopo aver analizzato la variabilità dei terreni, dare esattamente quello che serve al sistema terreno-pianta in ciascun punto del campo, che vuol dire che io non do la stessa dose dappertutto, ma la do differenziata a seconda delle zone del campo e dando esattamente quello che serve, ovviamente con la variabilità ambientale che c'è, mi approssimo a farlo, io evito di perdere, di immettere più fertilizzante, per esempio, quindi spendo meno soldi, ottenendo il massimo risultato possibile, ma al contempo non lascio del fertilizzante a disposizione della prima pioggia per poi andare, che potrebbe poi inquinare le acque, eccetera, eccetera. E chi mi aiuta in questo? Il satellite? Il satellite mi aiuta moltissimo perché è quello che anzi la costellazione di satelliti in realtà il segnale è dato da più satelliti e c'è una tecnologia che lo interpreta, media e ti dà esattamente la posizione con un errore di 2 cm nel caso della tecnologia non applicata. Lorenzo Furlan, però se io devo cambiare tutte le mie macchine per avere queste macchine innovative spendo un sacco di soldi. Dove li trovo questi soldi? Allora, questi soldi innanzitutto li devo vedere con un'ottica imprenditoriale, li recupero con i vantaggi, quindi devo fare un piano. Devo dire però che molte macchine oggi escono come una volta avevamo le macchine a mano EA, oggi abbiamo la macchina con i vetri elettrici e se non la vogliamo non ne troviamo una senza. Adesso le macchine ormai cominciano a uscire con la tecnologia, di più, di meno, ma ormai sta diventando un must per le macchine e io devo imparare a sfruttarlo bene più che... Certo devo fare degli investimenti per fare di più e questi investimenti possono essere visti in logica strettamente imprenditoriale, quindi recupero in tot tempo, o anche usufruire per esempio dei contributi del PSR che sono disponibili proprio per l'agricoltura di precisione. Allora, siamo in conclusione, mancano 15 secondi al termine del nostro tempo. Abbiamo fatto questo piccolo excursus sull'agricoltura di precisione, sul futuro, sui benefici per il consumatore e per l'agricoltore, sul fatto che lì stiamo lavorando, in quella direzione stiamo lavorando e lì dobbiamo andare. Un'ultima battuta, un secondo, Lorenzo Furlan, per dire dove dobbiamo arrivare.
Essere precisi oggi è possibile e di anno in anno lo diventiamo sempre di più se applichiamo l'agricoltura di precisione. Grazie, arrivederci a tutti, a mercoledì prossimo.